Mamma mia, Grazie, veramente, grazie. No, adesso vi dovete zuccare anche questa. Ah, ma a noi Sì, fa sì. solo piacere. No, solo questa perché fa parte di quell'album. Non so se ne ho parlato prima. No, non ce ne No. ha parlato È prima, un no. album sulla canzone umoristica. Vogliamo estrapolare un altro pezzettino? Certamente. Piccolo. Questa canzone si intitola L'appartamento. Ah? Prego. Ok. Prego. Ok. Io sono capitato in un appartamento che tiene muri e carta al posto del cemento. Pensate poi che guai si può passare, è quello che vi tocchi supportare. C'è sta chi tiene una gatta che fa nullamento, chi tiene una radio notte col volume a 100, per non parlare poi di quello là caccio strumento e si mette a suonare la tromba di giorno, la tromba di sera, la tromba a mattina e verso le 3, la tromba alle 9 e pure si chioma, ma insomma un buon finito che ti ha fermato, o no? La tromba squillante, la tromba in cucina, la tromba in cucina che sta a fianco a me, la tromba in salotto e 6 a mezzanotte, ma insomma tu hai deciso a scassare, ecco, se hai bisogno di sfugare, parapapà, non lo dica, non lo fa, parapapà, dammo tempo in un caffè, perlomeno dai un po' che pace a me. La tromba di nuovo, ma attacca il capo, io sento sta capa che va a cagliare, la tromba a martello mi spacca il cervello, ma insomma, ho capito di affermare, no? E non è mica male questo appartamento che tiene muri e carta al posto del cemento. Dice mia moglie non capisco se lo dice per mi fare rispetto a me, ma il dubbio mi scompare proprio immantinente quando trasendo un giorno nell'appartamento mi trovo e faccio proprio a quello là, veda mia moglie e la tromba sul sofà, e la tromba sul sofà.